Ma a me è piaciuto molto questo Speedy Face, è un cavallo che secondo me si può adattare alla pista piccola e potrebbe piazzarsi. Grazie a voi. Nona e conclusiva. Finisce il pomeriggio dall'Arcoveggio con una prova di altissimo livello per cavalli anziani. Un invito con 7 partecipanti, 1 Tango Negro, 3 Zimmy Cub, 4 Brigitte Rock, 5 Verdon VF, 6 Achille BLV. In seconda fila 7 Zinco Top, 8 Speedy Face. L'allineamento è completato. Macchina entra in dirittura, accelera e li va a lasciare per una fase delicatissima con Brigitte Rock che va subito a condurre con a destra Verdon VF. Brigitte in vantaggio, Verdon che insiste all'esterno, mentre riprende in mano Achille BLV che va a retrocedere in ultima posizione. Verdon VF così sfila a spesa praticamente zero nei confronti di Brigitte Rock. Tango Negro terzo alla corda a precedere Zimmy Cub che è rimasto di fuori. Achille BLV allora decide di allungare e andarsi a portare allo scoperto. I primi 400 di Verdon VF se ne vanno in 29-1 con il leader che mena danza a buon ritmo. Brigitte Rock in seconda posizione, Achille BLV che prova ad avanzare all'esterno, poi lungo la corda Tango Negro, ancora Zinco Top, in pariglia c'è Zimmy Cub che precede Speedy Face alla retroguardia. Si viene al passaggio davanti alle tribune con Verdon VF che cammina in avanti. A una decina di metri c'è Brigitte Rock accompagnata da Achille BLV, 58,5 la metagara di Verdon VF che prosegue a buon ritmo ma non assolutamente esagerato per la categoria. Il chilometro di Verdon se ne va in 1:12,9. In seconda posizione sempre Brigitte Rock, poi Tango Negro, di fuori c'è sempre Achille BLV. Si muove dalla coda Speedy Face che per il momento però non trova nulla nel parziale. La dritta in là passata in 14,2. Verdon che sta facendo corsa per proprio conto sin dal primo metro. Brigitte Rock seconda, Achille BLV terzo, poi Tango Negro sbaglia Speedy Face. La piegata conclusiva passata da Verdon VF in 14,2. La retta d'arrivo per Verdon VF che viene riavvicinato da Brigitte Rock nel finale, ma Verdon VF controlla e vince facilissimo, mentre al secondo posto è ancora Brigitte Rock. Per il terzo arrivano in linea Achille BLV, Zinco Top e Tango Negro. 28,9 la chiusa, 1:12,3 il ragguaglio cronometrico, cost to cost facilissimo per Verdon VF. Andrea Guzzinati in salchi per il training di Alessandro Gocciadoro, i colori del signor Luigi Colombo. La vittoria in percorso di testa, davvero al minimo dei giri, del figlio di Raya Mirchi che vince facile. Al secondo è Brigitte Rock, al terzo è Zinco Top, vince facile Verdon VF e Andrea Guzzinati che chiudono il pomeriggio dall'Arcoveggio.